chistiel infestat. Agliere une volte un siorut che aveva nom Ugo e che di mistir al faseva il guardian dal chistiel di Darchian d'Isore. Agliere a sta in te chiasute di legni in bande dal chistiel e con lui astavin anche li sos besteutis, un chian di chiace, un ghiad neri, dos ghialinis, 3 ochis e 4 surisins. Di quan che eiere muarte la parone, però, i affars non l'avin masse ben. La ent non l'ave plui a visitar il chistiel come une volte e li spalanchis a e fin da l'an aierin simpri mancul. Il palac agliere passat di man a sfis de vecchie parone, che però astavin in città e dal chistiel non rinteressave gran. Unedì si presentare in te cort con la scusa di voler passare un fin di settimane a lì, in riguard de mari. Ugo, al prontà gli stanzi sinteale di mandrete, al proviodè di preparare une buine cene e poi dopo li scumiatà. Se avessis di bisogno di me, al baste suonà la campanella e io arriverai dal momento. Buine sere, sioris, e buine permanence. Lis dos surs aierin bruttis, bocconis e col nas a spicce, e quanche Ugo al foglie sud, tra un boccone che l'altri, a scominciarin a Dippo, o vendi movisi a vendi il palace, che non useresti in plui ma se bez. Tu has raison, doman viodin di metti fier sinaghe. Ugo, però, cagliere restà di fur de puarte, al veve sintut dut. Ioi, puar mai me, Al disè disperat. come c'è fasio, du la voglio. Al passar la notte casope, va in tam che un stricei e anche gli sbesteutis aierin avilidis tal vio di lucusì. Al chian, in alore, i vigni une idee. Sentite chi, amis, Al disè a che gli altri s'animai. domandi sere, quanche ches dos femenatis si indurmidi saran o tacarin sot, non arriveran neanche a falis valispe fuffe. E così ur spiegà il plan in tai particolars. La sera dopo, Ugo al servì di gnuv la cene, al cumiatà gli sparonis e, come la gnot prime, si sierate casope a disperasi. Torundis, lis dos surs s'indurmidirin, ma, quanche l'orloi al sulà la mie geniot, alc lis dismovea colp. Sbababam! Il barcon de chiamare si spalancà con un buff di aiar e li santis attaccarin a sbati quintri dal mur. Lis femenatis si evarin su dal moment pal spac. C'è razze di guardian, neanche bondi si era ben il barcon, dise une. Intant il chian alierellat con lis ghialinis te stanzie, giuste parsore di che de sparonis, e al veve sparniciat blave da pardut. Lis ghialinis attaccarin a beccotà chi e là, l'antatora torpe stanzie. Che sbiadis, caierin sot si sgrisulari. Ma c'è stat, Has tu sentut anche tu? E domandà une che appan su un spiedi par difindisi. Che atre allore e grampà la scove come une spade e schene quintri schene aggiravi intora tor de stanzie. I ghiad neri allore agli entradis quindont al bagn, al tirafur li songulis e al tacà sgrifal spiedi passant par ben li sgrifis di ca e di là. Tal stes moment i surisins s'attaccarin a cori sue iup ai murs e li socchis sbattevin li salis intor dai barcons. pensi tu anche tu, c'è che pensi io? E barbotà une. Sì, il chistiel l'ha infestato! E rispondè che atre, con gli sghiambis che clopavin pepore. La gnot e follunghie e gli sfemenatis non rivarin a sierai voi, ma sul caricà dal dì a spesearin a viergi gli svalis e a buttà dentri a sdavasi vistiz e ducce che or capitave per smans. Ugo
Aliere biel già avore tal giardin e al sentì tutto un tananai che al venive di dentri dal palaccio. Al stave par ghiavassi lis manecis e là da un cuc quan che il porton dal palaccio si spalancà di bot. Lis dous surs, anche mo con la chiamesi di gnoti intor, a stavin schiampan vie dal chistiel. Tegni tal tu, che al chistielat e berghelà une. No volim plui savenuie, ni dal palaccio, ni di te, disè che atre, slunghianti il pas. E fra che sberlis ammontarin in macchine e vie lor. Nessun li sa plui viodudis ni sintudis. La novità è passà di une bocchia che atre e in poc timp il chistiel al tornai in plasidi int, dute bramosi di chiatassi denan qualchi fantasime. Ugo, nanche a dilu, aliere content come une pasche, ma non rivà mai ad ore a savè, c'è dal diau che al fos succedut in che ignot.